parecchi mesi fa. La questione è tornata di attualità, come vedremo. Intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con Gerusalemme, un attacco alla sinagoga, 4 i morti, 2 autori dell'attacco uccisi, alcuni dei fedeli ebrei feriti nell'attacco alla sinagoga in gravissime condizioni. 2 uomini sono entrati in una sinagoga a Gerusalemme e hanno aperto il fuoco. I fedeli ebrei uccisi 4, lo ha detto il portavoce della polizia Miki Rosenfeld, che parla anche di 5 feriti. Alcuni dei fedeli ebrei feriti nell'attacco sono in gravissime condizioni. Non è chiaro ancora se l'aggressione messa in atto da 2 uomini sia avvenuta con armi da fuoco oppure con asce e coltelli. Secondo il portavoce militare, testimoni sul posto parlano di una scena terrificante. I 2 autori dell'attacco ai fedeli ebrei sono stati uccisi, dice la polizia. Gli autori dell'attentato sarebbero di Jabal Mukaber, quartiere arabo di Gerusalemme Est. Sono in corso incidenti anche nel quartiere medesimo, dove le forze di sicurezza israeliane hanno perquisito le case dei 2 autori dell'attacco alla sinagoga. Ci sarebbero alcuni contusi. I media hanno fatto anche i nomi dei 2 che sarebbero cugini tra loro, Uday e Rassan Abu Jamal, entrambi del quartiere di Jabal Mukaber. Hamas si è felicitato per l'attentato. Secondo il portavoce Mushir al-Masri, si è trattato di una vendetta eroica e rapida per l'esecuzione di Yusuf al-Rumani, un conducente di autobus palestinese trovato ieri morto a Gerusalemme. Secondo le autorità israeliane l'uomo si è suicidato. La famiglia ritiene sia stato ucciso da ultra-ebrei. È nostro diritto, dice ancora Hamas, vendicare il sangue dei nostri martiri. Il portavoce di Hamas, al-Masri, ha aggiunto che l'attentato odierno è da collegarsi anche alle recenti tensioni nella spianata delle moschee di Gerusalemme. Messaggio di tono analogo è giunto anche dalla Jihad islamica. Nel frattempo sul web il braccio armato di Hamas ha pubblicato un filmato in cui minaccia in arabo e in ebraico una serie di attentati nella città israeliana. Fra l'altro preannuncia che passanti saranno investiti da automobili guidate da palestinesi o anche pugnalati per strada. Il premier israeliano Netanyahu accusa il presidente palestinese Abu Mazen e Hamas di essere responsabili dell'attacco nella sinagoga di stamani. Una conseguenza diretta del loro incitamento, un incitamento, dice Netanyahu, che la comunità internazionale ha irresponsabilmente ignorato. Netanyahu ha convocato una consultazione urgente con i responsabili della sicurezza. Reagiremo duramente, si legge in un comunicato del governo di Israele, alla crudele uccisione di ebrei che si erano recati a pregare da parte di biechi assassini. Il segretario di Stato americano Kerry ha condannato in una telefonata al primo ministro Netanyahu l'attacco alla sinagoga, lo riferisce la portavoce. Un attentato, ha detto, secondo i media, che non ha posto nel comportamento umano. Da Israele, con questo tremendo fatto alla prima pagina della cronaca italiana, con 40 arresti della direzione distrettuale antimafia di Milano per 'ndrangheta. In indagini Ross, documentato anche il rituale di affiliazione. Blitz contro l''ndrangheta dei carabinieri del Ross nelle province di Milano, Monza, Brianza, Como, Lecco, Verona, Bergamo e Caltanissetta, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Milano nei confronti di 40 indagati per associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto abusivo d'armi. Gli arresti scaturiscono da un'inchiesta del procuratore aggiunto Ilda Boccassini, a capo della direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, e dei PM Paolo Storari e Francesca Celle. L'inchiesta è proseguita per circa 2 anni con l'utilizzo di intercettazioni ambientali, telefoniche e riprese filmate. Al centro delle indagini 3 gruppi di 'ndrangheta radicati nel Comasco e nel Lecchese, con diffuse infiltrazioni nel tessuto locale e saldi collegamenti con le cosche calabresi d'origine. Nell'operazione i carabinieri hanno ripreso in diretta, per la prima volta nella storia della lotta alla criminalità, la cerimonia di conferimento della Santa, il più alto grado di affiliazione 'ndranghetista. In precedenza era stata solo raccontata da pentiti. Il filmato è stato realizzato durante un incontro conviviale, una delle cosiddette mangiate, a cui partecipavano esponenti di 3 gruppi mafiosi: il locale di 'ndrangheta di Calolzio Corte, Lecco, e quelli di Cermenate e Fino Mornasco in provincia di Como. Era durante queste mangiate che si stabilivano gli aspetti operativi e venivano conferite le cariche. In una di queste mangiate presente anche un minorenne parente di uno degli affiliati.
Durante il giuramento per il conferimento della Santa è fatto riferimento a Mazzini, Garibaldi e la Marmora. Garibaldi, nella ricostruzione degli investigatori, rappresenta il capo del locale di 'Ndrangheta, cioè l'organizzazione locale della criminalità calabrese. Mazzini, il contabile. La Marmora riveste invece la carica di mastro di giornata, una tra le più alte dell'associazione, scrive l'agenzia ANSA, dando conto di questa operazione in Lombardia, soprattutto dell'antimafia. E infine la protezione civile dell'Emilia Romagna ha attivato la fase di preallarme per la piena del bacino dei fiumi uniti in Romagna. Il provvedimento riguarda il Montone, il Bidente, il Rabbi e il Ronco ed interessa poco meno di una ventina di comuni tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Sono possibili allagamenti di aree limitrofe ai corsi d'acqua con potenziale interessamento di abitazioni, cantieri e attività. Emergenza maltempo in Emilia Romagna e allarme fiumi, mentre torna il sole in Lombardia e scendono i livelli delle acque, scrive l'agenzia ANSA. E per quanto concerne il dibattito, la questione anzi della multi-utility HERA, va detto che si inserisce all'interno di una campagna elettorale che sembra prendere un pochino di vita in questi ultimi giorni, non certo per l'attivismo della Lega Nord con Salvini e Fabbri, il sindaco leghista di Bondeno Ferrara, che è candidato, come sapete, alla presidenza della regione Emilia-Romagna, che hanno percorso migliaia di chilometri in queste settimane, prende vita sui media, diciamo così, finora ignorata. Elezioni sotto traccia, nascoste, quasi clandestine, scrive per esempio oggi il Sole 24 Ore da Bologna con Mauriano Maugeri. L'Emilia Rossa ora teme un'astensione record alle regionali di domenica, tra rimborsopoli e frammentazione politica. Pesano 41 consiglieri indagati, alcuni dei quali sono in lista ancora per il Partito Democratico. Giovedì arriva in Emilia-Romagna il premier Renzi. In corsa soprattutto, evidenzia il Sole 24 Ore, Stefano Bonaccini, classe 67, candidato governatore del PD, renziano della seconda ora, bersaniano fino all'ultimo, ha un cursus honorum tutto interno al Partito Democratico. È l'ex assessore alla cultura del comune di Campo Galliano. Da ottobre del 2009 segretario regionale del PD dell'Emilia Romagna. Ha fatto parte della segreteria nazionale del PD guidata da Matteo Renzi, per il quale ha coordinato la campagna delle primarie 2013, in cui è stato eletto Renzi segretario del PD. Nella sua corsa per la carica di presidente della regione, dopo aver vinto le primarie col 61% dei consensi contro l'ex sindaco di Forlì Balzani, è sostenuto da altre 3 liste: SEL, Centro Democratico e una lista civica. Principale competitor, scrive il Sole 24 Ore, Alan Fabbri, sindaco di Bondeno, comune terremotato del Ferrarese con quasi 15.000 abitanti, 36enne, candidato governatore della Lega, appoggiato anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia. In Emilia-Romagna la Lega, che alle ultime regionali emiliane aveva ottenuto il 13,7% dei consensi e 4 seggi in consiglio regionale, punta a diventare il secondo partito. Vincere la corsa alle presidenziali dell'Emilia-Romagna per il candidato Alan Fabbri, che era nell'auto assalita dai manifestanti insieme a Matteo Salvini a Bologna, è una missione possibile, perché, dice Fabbri, abbiamo un dato confortante sia nei sondaggi che nell'opinione pubblica che nel confronto tra la gente. Delle elezioni quasi clandestine, scrive l'inviato del Sole 24 Ore a Bologna. E elezioni regionali, quelle dell'Emilia Romagna, tutte incentrate sulle avvelenatissime 160 pagine di verbali che riportano i dialoghi tra i capigruppo regionali alla vigilia dell'inchiesta sui rimborsi spese. Un esercizio di autolesionismo. I rendiconti sono le nostre mutande, dicono gli interlocutori intercettati. Il Partito Democratico è un partito pieno di idioti. I giornalisti servi della gleba, dice per esempio in una serie di esternazioni l'ex capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Marco Monari. Un esercizio di autolesionismo dal quale è scaturita l'iscrizione nel registro indagati di 41 dei 50 ex consiglieri regionali con l'accusa di peculato. Le frasi dell'ex capogruppo Monari sono state registrate, capogruppo del PD, a sua insaputa dall'ex capogruppo grillino Andrea De Franceschi. I politologi fanno coincidere la degenerazione della classe dirigente del PD con il monopolio della rappresentanza politica che perdura da oltre 60 anni, dal PC al PD.
Il Partito Democratico ha provato a modo suo a rinnovarsi, ma anche in Emilia le primarie hanno tradotto in percentuali i rapporti di forza all'interno del partito. Nella trincea bersaniana l'ha spuntata il renziano della seconda ora Stefano Bonaccini, che ha percorso tutta la sua carriera all'interno delle segrete stanze del Partito Comunista, poi del PD, ex assessore alla cultura nel comune di Campo Galliano. Dietro di lui, col 40% dei consensi, l'ex sindaco di Forlì, ordinario di storia contemporanea, Roberto Balzani, uno che su due piedi ha chiuso l'aeroporto della sua città in passivo cronico ed è uscito dal patto di sindacato della multi-utility HERA. La HERA è la vera camera di compensazione dei poteri forti del Partito Democratico, scrive oggi il Sole 24 Ore. E in effetti la HERA è una potenza. Vi cito solo per dovere di cronaca anche l'articolo su Repubblica, Forza Italia e l'incubo del sorpasso Lega, l'articolo è di Carmelo Lopapa. Le regionali in Emilia-Romagna col PD scontato vincitore misureranno i rapporti di forza tra Berlusconi e Salvini, che punta a un boom da far pesare sul piano nazionale. Centrosinistra favorito anche in Calabria, scrive Repubblica. E da Repubblica Italia Oggi, Partito Democratico in Emilia vincerà stancamente, scrive Giorgio Ponziano. Domenica prossima le elezioni, il centrodestra ha presentato un leghista che i moderati non votano, secondo Italia Oggi. L'incubo è che stavolta la gente non vada a votare. Il Partito Democratico, più che contro gli avversari, deve giocare contro la disaffezione della sua ex base popolare. Nel 2005 votò il 77%, adesso il PD spera di superare almeno il 50% degli elettori che vadano al voto. In Emilia il PD ha 75.000 iscritti, alle primarie regionali sono andati solo 58.000 votanti. Per la precedente sfida Renzi-Cooper, Locivati avevano votato in 400.000, numeri che fanno pensare. Difficile arginare lo scandalo delle spese pazze in regione durante il mandato di Vasco Errani, ma anche l'attuale candidato presidente Bonaccini è stato per 5 anni segretario regionale del Partito Democratico. Ma adesso occupiamoci della HERA, quella che oggi il Sole 24 Ore definisce la vera camera di compensazione dei poteri forti del Partito Democratico. La HERA è, come si suol dire, una multi-utility. Intanto, fra i pochi quotidiani che hanno ripreso la rinchiesta di Report, data in onda domenica sera nel programma di Milena Gabanelli su Rai 3, fra i pochi quotidiani c'è oggi il Fatto Quotidiano, che dedica, peraltro nelle pagine interne, senza troppa evidenza, un articolo al modello emiliano che inquina. Sotto inchiesta la società di servizi, di multiservizi, che era stata premiata anche dal Ministero dell'Ambiente. Ebbene, ha i rifiuti tossici sotto la propria sede. Il presidente è già indagato, in consiglio di amministrazione tanti ex politici del Partito Democratico. Nel novembre 2012 la società HERA si aggiudica il premio Arete, promosso dal Ministero dell'Ambiente per aver realizzato il progetto denominato Sulle tracce dei rifiuti, cioè la diffusione di un opuscolo che illustra il percorso della raccolta differenziata sul territorio, da casa ai cassonetti fino alle imprese che si occupano del recupero materiali. Nel novembre 2014 la squadra di Report racconta in TV la vicenda dei rifiuti tossici seppelliti sotto la sede di HERA a 2 passi dal centro di Bologna, documentando il livello di inquinamento presente nel suolo e i rischi per la salute, a cui, secondo le analisi svolte da HERA stessa, ma mai divulgate, i dipendenti sono sottoposti andando a lavorare lì dentro ogni giorno. E ieri la Procura di Bologna ha acquisito la registrazione della trasmissione di Rai 3 che si è occupata di fare luce sulle attività della multi-utility bolognese, che è una delle più grandi società cosiddette municipalizzate dell'Italia, posseduta da 180 comuni dell'Emilia-Romagna e non solo, come vedremo. Nel loro complesso i soci pubblici del territorio di riferimento, 124 soci legati da un patto di sindacato, tra cui Bologna, Padova, Trieste, Udine, Modena, Imola e Ravenna, sono oltre 200, con una quota complessiva del 57% del capitale. Ciascuno singolarmente non supera il 10%. Il comune di Bologna è sceso di recente al 9,9%. Prima della quotazione in borsa nel 2003 il comune di Bologna aveva il 37,6%. Politica locale e poltrone si trasformano in un mix altamente tossico. Una parte dell'inchiesta di Report di domenica
si è concentrata sulle nomine al vertice della società Hera, che gestisce energie e rifiuti. In particolare è finita sotto la lente la recente nomina di Danilo Manfredi nel consiglio di amministrazione della Hera. Avvocato civilista con competenze in diritto societario, Manfredi è stato prima capogruppo in consiglio comunale a Ravenna e poi segretario comunale del PD. Ha ricoperto ruoli chiave nella principale forza politica della città e della regione. Nell'autunno scorso l'avvocato, col pallino della politica, ha partecipato alle primarie per la segreteria provinciale del partito. È stato sconfitto dall'ex assessore di Cervia, De Pascale. Poco dopo è arrivato l'incarico nella Hera, sponsorizzato dal sindaco di Ravenna Matteucci, di scuola di Essina, ma di recente convertitosi a Renzi. A luglio è stata chiamata in consiglio di amministrazione anche Giorgia Gagliardi, proposta dal sindaco di Cesena, naturalmente del PD, Paolo Lucchi. Gagliardi lavora alla cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, una delle mitiche cooperative rosse, tra le più grosse, dove si occupa di aspetti legali e contrattuali. In curriculum vanta una laurea in cooperazione e sviluppo locale, oltre a essere stata consigliere comunale di centrosinistra a Fusignano, nel Ravennate, quindi consigliera provinciale per il Partito Democratico, carica che ha sommato a quella di vice sindaco della stessa Fusignano negli ultimi anni. Poi la poltrona nel consiglio di amministrazione della Hera. Di recente la società bolognese ha tagliato il numero dei consiglieri da 20 a 14 e anche i loro emolumenti, massimo 60.000 euro all'anno, da 75.000 che erano. Prima erano 100.000 euro all'anno. Gli enti locali vengono gratificati però con i dividendi. A giugno il comune di Bologna ha incassato quasi 14 milioni lordi. Chissà cosa ne pensa il rottamatore Renzi dell'inchiesta di Report, scrive oggi il Fatto Quotidiano, visto che da presidente della provincia di Firenze si era battuto per la realizzazione di un termovalorizzatore alle porte del capoluogo toscano e l'azienda incaricata di progettare, costruire e gestire l'impianto è partecipata al 40% da Hera. Il presidente della Hera, Tommaso Tommasi di Vignano, risulta al momento indagato dalla Procura di Bologna per reati ambientali in seguito a 2 denunce risalenti a prima dell'estate. La prima accusa la Hera e arriva dal titolare della società Cogefer, in trattativa da lungo tempo, poi in contenzioso con la Hera stessa sull'acquisto di un lotto di terreno nell'area per edificarlo. Tommaso Tommasi di Vignano è un uomo di Romano Prodi. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni, pilone della Nazionale Italiana del Rugby. Allora, la Procura di Bologna ha acquisito la trasmissione Report, ma della modalità con cui si sono svolte le indagini finora, qualcuno si ricorderà, avevamo già parlato nella precedente trasmissione che diversi mesi fa avevamo dedicato proprio a questa questione, ovvero al fatto che il gigante dell'acqua, del gas e non solo, multi-utility, significa che si occupa di diversi servizi ambientali, idrici, energetici in senso lato ed è una delle principali società italiane in questo settore, chiamate ancora municipalizzate perché gli azionisti sono in larghissima parte i comuni, come vedremo. Poi diamo uno sguardo sintetico alla società Hera, che ha volumi e numeri di tutto rispetto ed è quotata in borsa. Ebbene, questo gigante dell'acqua e del gas giace, la sua sede centrale a Bologna, e su 1500 tonnellate di rifiuti tossici, un'area industriale dismessa, un acquirente che non si fida, era la storia che avevamo raccontato sulla base di un articolo di Antonio Amorosi sul quotidiano Libero,
E avevamo sentito su questo anche Manes Bernardini, consigliere regionale leghista, che di questo si era occupato nella sua attività politica, e un dubbio mai chiarito, cioè che lì sotto ci siano ancora tonnellate di materiali pericolosi da smaltire, e lo dicono gli stessi manager della Hera intercettati. Poi l'indagine, e di questo per la verità Report non ha fatto molto cenno, l'indagine da parte della magistratura è andata in un certo modo, e di quello avevamo parlato anche con Bernardini a suo tempo. La società Hera, diamole un'occhiata, è una cosiddetta multi-utility, come si dice, cioè una società che si occupa di diversi servizi ambientali, idrici, energetici. Nasce formalmente nel 2002, aggrega aziende municipalizzate, all'epoca 11, operanti in Emilia-Romagna, e dà vita appunto a una unica società di multi-utility, un'industria dei servizi pubblici. Dopodiché si quota in borsa l'anno dopo, nel 2003, nel gruppo Hera, che si divide sostanzialmente nei settori ambiente, cioè raccolta e trattamento rifiuti, energia, cioè distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, e idrico, acquedotto, fognature e depurazione. Nel gruppo lavorano oltre 8.500 dipendenti, impegnati ogni giorno nel servire 3 milioni e mezzo di cittadini. La Camera di compensazione dei poteri forti, diciamo così, come usa questa locuzione oggi il Sole 24 Ore. È il primo operatore nell'area ambiente, con 6,3 milioni di tonnellate di rifiuti trattati e 3 milioni 300 mila cittadini serviti. È il secondo operatore in Italia nel ciclo idrico integrato, 3 milioni 600 mila clienti, 53 mila chilometri di rete idrica. È il terzo operatore nella distribuzione di gas, con 1.700.000 clienti e una rete gas di 20.600 chilometri. È il quarto operatore nella vendita di energia elettrica in Italia. Sempre rimanendo ai numeri, qual è l'azionariato del gruppo Hera al 30 settembre del 2014, al 30 settembre scorso? Il 19,8% delle azioni è in mano ai comuni e alle province della Romagna, il 13,3% ai comuni e alla provincia di Bologna, il 9,5% ai comuni e alla provincia di Modena, poi abbiamo al 4,8% i comuni e la provincia di Padova e al 4,8% sempre comuni e provincia di Trieste. Fra gli altri azionisti i comuni e la provincia di Udine, i comuni e la provincia di Ferrara, un 8% di soci privati stretti fra loro da un patto, e un 34,5% di flottante, cioè di azioni in borsa. Rimanendo ancora alle attività del gruppo, abbiamo diverse società che fanno parte della holding Hera SPA, che controlla a sua volta Hera Ambiente SPA, Heracom SRL, Ace Gas APS Amga SPA, Hera Trading SRL, Hera Energie Rinnovabili, Marche Multiservizi SPA, Sviluppo Ambiente Toscana al 95%, e poi una serie di altre società e sottosocietà che ci metterei un quarto d'ora a dirle tutte. La società capogruppo è naturalmente Hera SPA. I comuni serviti, l'area dell'Emilia Romagna, i comuni serviti sono da Anzola ad Argelato, a Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, e anche qui non finiremo più di elencarli, nella provincia di Bologna e nelle province di Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna, ma anche alcuni comuni della zona di Firenze sono serviti dalla multinazionale Hera, oltre che naturalmente una quantità di comuni in provincia di Modena, Ravenna, Rimini, e poi c'è l'altra branca, diciamo così, di comuni serviti, quelli del Padovano, da Abano Terme ad Albignasego, ad Arzergrande a Brugine, e Padova stessa è servita dal gruppo Hera. Poi c'è la derivazione triestina, Trieste e Gorizia, e poi ancora sotto il profilo dell'elenco dei comuni abbiamo un'attività di Hera nella zona di Pesaro, Urbino, ma anche Ancona, alcuni comuni dell'Anconetano, con le derivazioni, le propagini di Hera in centro Italia. Quanto a posizione di mercato, Hera è una delle maggiori società italiane, primo posto per i rifiuti trattati, come dicevamo, secondo posto per gas venduto, secondo posto per acqua fatturata. E quanto sempre ai numeri, cioè per fornire una fotografia sintetica, i numeri del gruppo dicono in sostanza che il bilancio consolidato, l'ultimo, chiuso al 31 dicembre 2013, vede ricavi per 4 miliardi e mezzo di euro
e un margine operativo lordo di 830,7 milioni. L'utile netto di pertinenza del gruppo Hera è risultato l'ultimo anno, l'ultimo bilancio al 31 dicembre 2013, in crescita del 38,9%. Questo per quanto riguarda i numeri sintetici del gruppo Hera, che è presieduto, dicevamo, da Tommaso Tommasi di Vignano, presieduto ormai da molti anni da Tommaso Tommasi di Vignano, che è un uomo che è derivazione diretta di Romano Prodi. Abbiamo più volte sentito dire, probabilmente, e lo dice anche oggi il Sole 24 Ore, che c'è un sistema di potere ben consolidato in Emilia-Romagna che dal PC ci conduce direttamente al PD. La tradizione comunista è quella cattolica. Romano Prodi è uno degli esponenti del connubio, diciamo così, fra queste tradizioni, ed è anche un uomo indubbiamente di potere. Il fratello Vittorio Prodi viene citato nell'inchiesta di Report per via del fatto che è in affari, diciamo così, con il gruppo Hera in quanto azionista di un'altra società che gestisce rifiuti pericolosi. Della storia dei veleni di Bologna e del gruppo Hera torniamo poi a parlare, però vi vorrei proporre a questo punto intanto un paio di articoli pubblicati nei giorni scorsi da Repubblica e dal Corriere della Sera e poi qualche brano del reportage di Milena Gabbanelli nel corso della trasmissione Report su Rai 3. Repubblica dava conto l'altro giorno della inchiesta che si è riaperta. Vedremo poi perché dire riaperta, perché in realtà un'inchiesta c'era già stata, aveva avuto un andamento che secondo alcuni critici non era proprio limpido, lineare, l'andamento dell'inchiesta della procura su questa storia, e in virtù del fatto che se ne è tornata ad occupare una trasmissione televisiva, le indagini sembrano essere riprese, mettiamola così. C'è un'inchiesta, è stata l'acquisizione di cronaca degli ultimi giorni, la presunta presenza di scorie tossiche nel terreno sottostante la sede di Hera a Bologna in Viale Berti Pisciate, al centro di un'inchiesta della procura, raccontava l'altro giorno Repubblica. Il fascicolo è in mano al pubblico ministero Giuseppe Di Giorgio, con delega di indagine ai carabinieri del nucleo operativo ecologico, e nasce in seguito a 2 denunce risalenti a prima dell'estate. La prima accusa la Hera e arriva dal titolare della società Cogefer, che era in trattativa da lungo tempo e poi è entrato in contenzioso con la Hera per l'acquisto di un lotto del terreno. Nel mirino di denunce incrociate risultano indagati dalla Procura di Bologna sia l'amministratore delegato della Cogefer stessa che il presidente della Hera, Tommaso Tommasi di Vignano. Tommaso Tommasi di Vignano diviene noto alle cronache, per così dire, nel 96 e poi 97, perché è l'uomo che viene messo a guidare la nuova Telecom, la Telecom da privatizzare, quella che proprio poco prima di essere privatizzata fa l'affare di Telecom Serbia, sul quale nonostante la commissione d'inchiesta sono rimaste tutte le nubi che c'erano fin dall'inizio. In ogni caso Tommaso Tommasi di Vignano è emanazione diretta di Romano Prodi e va a guidare la Telecom dopo che Ciampi e Draghi hanno amabilmente convinto gli allora vertici di Telecom, Biagio Agnes e Ernesto Pascale, ad andarsene in quella famosa chiacchierata dove l'attuale presidente della Banca Centrale Europea dice ad Agnes: ricordi che tiene famiglia, si ricordi che lei tiene famiglia, ricordati che tieni famiglia. Quella era la frase riferita testualmente da Agnes alla commissione d'inchiesta parlamentare. Ne abbiamo parlato più volte. Ebbene, Tommaso Tommasi di Vignano va a prendere il posto di Biagio Agnes e di Pascale alla guida della Telecom, che poi verrà mirabilmente privatizzata, ma che prima di essere privatizzata fa in tempo a compiere l'ottimo affare della Telecom Serbia. Ebbene, nessun rischio per i lavoratori, ha fatto naturalmente sapere la Hera, però, come ha documentato anche Report, ci sono dei documenti interni alla società che consigliano, tra virgolette, anzi impongono ai lavoratori di non sostare per più di 2 ore in certe aree della sede aziendale. In ogni caso, l'area della sede di Bologna, di Viale Berti Pisciat, fa sapere la società, il gruppo Hera, è pienamente a norma e costantemente monitorata di concerto con le autorità competenti per tutto quello che riguarda il profilo della salute e della sicurezza delle persone che lavorano e transitano nell'area e per quanto riguarda la qualità ambientale per tutti i cittadini, lo scrive il gruppo Hera in una nota. Non c'è alcun problema relativamente alla falda acquifera ad uso potabile. Non è un fatto nuovo che l'area sia contaminata, dice ancora il gruppo Hera. L'inquinamento del sottosuolo risale alla lavorazione del carbon coke che vi è stata svolta dalla fine dell'800 agli anni 60. Hera, subentrata nella proprietà dell'area di Viale Berti Pisciat,
pur non essendo soggetto responsabile dell'inquinamento, si è fatta carico di risanare le porzioni di sito inquinate. A partire dal 2003 sono stati eseguiti sull'area 179 sondaggi e via dicendo. Il sindaco Virginio Merola, che si è trincerato dietro il no comment davanti all'inviato di Report, come ha documentato la trasmissione domenica sera, adesso dice che non ci sono livelli di pericolosità per lavoratori e cittadini, dice il sindaco di Bologna Virginio Merola. La situazione non è fuori controllo e non siamo nella terra dei fuochi. C'è un programma di bonifica, l'accordo è stato siglato nel 2008, il completamento dell'opera è previsto nel 2018, dice il sindaco di Bologna, mentre a sua volta Andrea De Franceschi, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, si dice molto lieto di apprendere che la procura stia indagando sui rifiuti tossici sottostanti al sito di Hera in via Berti Pisciat, nel centro di Bologna. Nessuno finora, all'infuori delle sigle sindacali, ha cercato di approfondire, dice l'ex esponente grillino. C'è anche un'inchiesta dei carabinieri. L'indagine dei carabinieri starebbe avanzando con accertamenti documentali. Per verificare la presenza delle scorie occorrerebbe procedere con carotaggi nel terreno. Non è escluso, scriveva l'altro ieri Repubblica, che si possano fare, ma una difficoltà è rappresentata dal fatto che l'area dove si dovrebbe scavare è edificata. Intanto il gruppo Hera fa sapere che fu proprio dell'azienda la prima denuncia nel febbraio scorso, nella vicenda che ha portato all'inchiesta della procura. Così Repubblica. Il Corriere della Sera invece si soffermava su un altro aspetto documentato dall'inchiesta di Report, cioè il fatto che ci fossero anche di mezzo rapporti con società di San Marino e rifiuti radioattivi. Gli affari in questo caso sono tra Hera e un'altra società, la Protex, e li ha documentati nella seconda parte dell'inchiesta Report domenica sera. Le attività della Hera, che vanno appunto, come abbiamo detto, dalla gestione rifiuti urbani a quella dei rifiuti pericolosi, le attività della Hera comprendono anche questo aspetto, cioè appunto la gestione di rifiuti pericolosi. Perciò al gruppo Hera può capitare di avere a che fare anche con sostanze radioattive. Il partner del gruppo Hera in questo settore è la società per azioni di Forlì Protex Italia. Quando nelle discariche o nei termovalorizzatori di Hera arrivano rifiuti che fanno scattare l'allarme radioattivo, il personale del gruppo chiama i tecnici della Protex che fanno le analisi, stabiliscono di che genere di rifiuti radioattivi si tratta e infine li prelevano e li trasferiscono nel loro deposito. Nei capannoni della società Protex Italia sono stoccati circa 2000 metri cubi di sostanze radioattive che la Protex preleva principalmente da ASL e ospedali su tutto il territorio nazionale. La Protex Italia lavora infatti principalmente con committenti pubblici e viene indicata dalla Sogin, l'ente nazionale per la gestione del nucleare in Italia, come uno dei depositi autorizzati a conservare e gestire rifiuti nucleari. Ma di chi è questa società Protex Italia? Socio di maggioranza con il 96% delle azioni, è una società di San Marino, la Laboratori Protex SPA. Una parte delle quote della Laboratori Protex è però schermata da una fiduciaria, la Sofir Fiduciaria di Bologna, perciò è impossibile sapere a chi quelle azioni appartengano realmente. A indagare nel 2012 sulla Sofir Fiduciaria furono gli ispettori antiriciclaggio della Banca d'Italia, perché la Sofir avrebbe commesso irregolarità nella gestione di centinaia di milioni di euro provenienti dalla Repubblica di San Marino. Secondo gli inquirenti, la Sofir nasconde i segreti di mezza Emilia-Romagna, con almeno 500 aziende intestate, come quella di Nicola Femia, affari nei videopoker, considerato narcotrafficante legato all''ndrangheta. Tra i proprietari della Laboratori Protex di San Marino, insieme alla fiduciaria Sofir, c'è anche Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, e presidente della provincia di Bologna tra 1995 e 2004, oltre che europarlamentare del Partito Democratico fino ad aprile scorso. Nella puntata di domenica scorsa Report si è occupato di questa questione con le parole anche dello stesso fratello di Prodi. Curioso come ritorni San Marino in relazione al cognome Prodi. Qualcuno si ricorderà della famigerata, vituperata inchiesta Why Not, nella quale
In relazione al nome di Romano Prodi spuntava di nuovo qualcuno che aveva a che fare con interessi nella Repubblica di San Marino. Ma ascoltiamo un brano della trasmissione Report a questo punto e poi lo integriamo con quanto, cercando di riassumere, avevamo detto nel corso della puntata, la vecchia puntata di Onda Libera, dedicata qualche mese fa a questa vicenda qui. Adesso passiamo ad una delle più grandi municipalizzate del paese che ci portano dritti a Bologna. Questo è un bene confiscato ad un killer dei casalesi, Mario Caterino, era la sua villa. Questa era la casa di Francesco Schiavone, detto Sandokan, sanguinario boss dei casalesi, adesso è un centro per l'assistenza ai bambini affetti da autismo. A poche centinaia di metri, sempre a Casal di Principe, c'è la sede della Versana Petroli, la holding della famiglia Cosentino. Nel 1999 un giovanissimo parlamentare, Nicola Cosentino, fa un'interrogazione denunciando una presunta contaminazione d'amianto di un'area intorno a Sparanise. I terreni si deprezzano, una società della sua famiglia compra quei terreni per 2.200.000 euro e pochi mesi dopo circa il 90% dell'area lo vende a una municipalizzata emiliana, l'AMI di Imola, ora era, e stranamente vende l'area contaminata d'amianto per 11 milioni di euro e la società legata alla famiglia del parlamentare ha una plusvalenza in pochi mesi di 9 milioni di euro. A 15 anni di distanza quell'area si presenta così. Questa è la centrale termoelettrica di Sparanise, 800 megawatt della Calenia Energia SPA. Proprietaria della Calenia insieme al gruppo svizzero Axpo è Eraspa, la più grande società pubblica dell'Emilia-Romagna, controllata da 180 comuni e che gestisce gas, luce, acqua e rifiuti. I guadagni che arrivano da questa centrale Era li divide con la SCR SRL. Io chiedi quindi subito cos'era questa società, chi ne faceva parte, come erano stati i finanziamenti, eccetera. Praticamente ho incontrato un muro di gomma. Tutto quello che sappiamo è che i manager che rappresentano SCR all'interno di Era sono Enrico Reccia e Giovanni Cosentino, fratello di Nicola, tutti arrestati ad aprile per aver favorito il clan dei casalesi. È possibile che i vertici di Era e del comune di Bologna non sapessero di essere in affari con la famiglia Cosentino? È assolutamente impossibile per il semplice motivo che Giovanni Cosentino sedeva nel consiglio di amministrazione di Eracom Mediterranea. È un affare sul quale i Cosentino costruiscono il salto di qualità imprenditoriale definitivo, affermandosi come una delle realtà imprenditoriali più forti e più potenti dell'intera regione Campania. Era divide gli utili della centrale con la famiglia Cosentino per 4 anni. Poi nel 2011 il legame si interrompe. In che modo e con quali costi? Sindaco, buongiorno. Emanuele Bellano di Report, Rai 3. Sì, però io so tutte le altre cose. Sì. Questo è Virginio Merla, il sindaco di Bologna, avvicinato dall'inviato di Report. Vorrei fare una domanda su Era. Perfetto, io no. La domanda sarebbe da fare a Era, ma anche qui, porte e bocche blindate. Diciamo che aiutare i casalesi per fare il salto di qualità non è una medaglia. Per Emilia-Romagna, parte delle Marche e alcuni comuni del Veneto gestisce acqua, luce e gas e rifiuti. E chi direbbe che sui rifiuti è andata proprio a sedercisi sopra? Allora, questa è la città di Bologna, è il centro di Bologna. La zona di cui parliamo è in centro, vicino alla stazione. Questa è il vecchio gasometro, ovvero un'area dove per quasi 100 anni si è distillato carbon fossile. Dismessa l'attività, 10 anni fa quest'area passa nelle mani di Era, che mette qui la sua sede e comincia a parlare di riqualificazione, perché insomma parlare di bonifica allarma un po'. Nel vecchio gasometro, il vecchio gasometro potrebbe diventare un bellissimo e grande museo. Quest'area invece, che è la più problematica,
si possono costruire appartamenti per studenti. Intanto i dipendenti cominciano ad andarci a lavorare, il tempo passa, il museo può aspettare, il problema di quello che c'è qua sotto invece resta e non è roba bella. Era lo sa, la città ancora no e forse nemmeno chi in questo posto sta andando a lavorare. Poi se vuoi costruire questo anche solo uno studentato devi andare a pulire i terreni là sotto. Però se i terreni li vendi, a bonificare ci pensa chi compra. E qui scoppia il bubbone. Emanuele Bellano. Forse per questi sogni sono così pallidi e bianchi e rimbalzano stanchi tra le antenellesse delle varie TV. Era ha cercato di vendere i suoi terreni alla Cogefer di Ferrara, che doveva costruirci uno studentato e degli uffici da dare poi in affitto ad Era. Ma dopo la firma dal notaio, qualcosa va storto. Qual è il motivo per cui poi completamente salta l'accordo? Perché l'area risultata fortemente inquinata e nessuno ha interesse o voglia di andare a disinquinarla e cominciare a costruire, perché i costi sarebbero, secondo me, altissimi. Quando Era decide di vendere l'area, sapeva che quell'area era inquinata. Basta che voi andate a vedere quello che è successo nel 2008. A quel punto vi rendete conto. Quello che accade il 28 maggio 2008 lo racconta un'informativa della Guardia di Finanza. All'interno dell'attuale sede di Era gli operai scavano. A 2 metri di profondità ci sono 1500 tonnellate di cianuri e altre sostanze, tutte altamente tossiche, generate dalla vecchia attività di produzione del gas. Secondo me nel 2008 è proprio solo una parte di quello che c'era tutto, una piccola parte, ma c'è molto di più e quella dovrebbe essere una punta di immagine. C'è della gente che lavorava lì, hanno detto guardi, di sotto c'è l'ira di Dio. La sede è nel pieno centro della città e dentro ci lavorano 700 dipendenti. Sa che nel 2008 sono state trovate delle sostanze tossiche qui in questa zona, qui in quest'area? Bene, la prima parte di questo servizio, di cui vi ho mandato solo un brano, documenta quello che adesso vorrei cercare di riassumere, parlando però anche del corso delle indagini che già erano partite a un certo punto. C'erano anche intercettazioni molto chiare, del tipo frasi di questo genere: l'elefante bisogna farlo a fette perché se lo mangiamo tutto intero non ce la facciamo a digerirlo. Lo dice un dirigente della società Sotris, controllata di Hera SPA, cioè il colosso emiliano di energia, acqua e gas di cui stiamo parlando. Che cos'è l'elefante? L'elefante sono quelle 1500 tonnellate di rifiuti tossici pericolosi che citava anche il servizio di Report, che i funzionari del gruppo Hera dicono di avere appena ritrovato, chiacchierando tra di loro intercettati, a Bologna, nel cantiere aperto di fianco agli uffici, sotto la sede storica in viale Berti Pisciat 2/4. I funzionari del gruppo Hera non sanno come farli sparire, dicono al telefono. E è il 28 maggio del 2008 e un reparto della Guardia di Finanza li sta intercettando per un'altra indagine su appalti truccati. La finanza si imbatte per caso in questa storia che, tra l'altro, non verrà mai conosciuta da nessuno. Gli intercettati ripetono che Hera non vuole comunicare niente a nessuno e vuole fare in fretta. I funzionari parlano di 2 vasche piene di cianuri e naftalene. Sono sostanze cancerogene e volatili, cioè si possono assorbire respirando. Parlano anche di creosoti, è un olio che rende le traversine ferroviarie indistruttibili. In più è mutageno, cioè cambia il DNA. I funzionari propongono di confezionarli in fustini idonei per la termodistruzione a Ravenna. Si riferiscono alla possibilità di farli sparire bruciandoli, non prima però di averli insaccati con Big Bag in Sotris, cioè nella stessa società controllata di Hera che si occupa di rifiuti industriali, i cui vertici, per un'altra vicenda, sono poi stati indagati dalla Procura di Milano per traffico illecito di rifiuti tossici. Siamo al centro di Bologna e questo lo raccontava anche un articolo, vi dicevo, di Antonio Amorosi sul quotidiano Libero, dal quale siamo partiti per quella vecchia trasmissione di Onda Libera insieme al consigliere Manes Bernardini. Siamo dunque nel pieno centro di Bologna e lo ripetono preoccupati anche gli stessi intercettati, sul viale nord-est a pochi minuti da Piazza Maggiore, nella città che la sinistra italiana ha eletto come capitale della celeberrima buona amministrazione. Nella sede storica del gruppo Hera c'è un imponente gasometro, come raccontava anche Milena Gabanelli prima.
è il frutto dell'archeologia industriale e ricorda il fatto che la vecchia officina sorgeva lì dal 1862 al 1960 distillando carbon fossile e trattando il gas. Il carbone si lavava dal naftalene e il gas da cianuri, solfocianuri, catrami vari e ossidi di azoto. In parte le sostanze rinvenute nel 2008 in quella che gli intercettati chiamano la vecchia officina. Lì ci sono 2 vasche non previste dove c'è della robaccia, dicono i dirigenti della Sotris, controllata dal gruppo ERA, intercettati al telefono. È roba diversa rispetto a quella che abbiamo fino adesso e che trovano di solito, dice uno di loro. I funzionari parlano di roba nera, molto densa, di blocchi di materiale argilloso blu, che puzzano terribilmente, c'hanno un mucchio di problemi, dicono gli stessi funzionari intercettati, al punto che non si possono aprire le vasche. Il puzzo, anche con un incenerimento in discarica, si sentirebbe a distanza di chilometri, sintetizza la Guardia di Finanza nel suo brogliaccio di indagine. I discorsi si ripetono febbrili in quel maggio 2008. I responsabili del gruppo ERA, che si occupano degli smaltimenti, dalla base ai vertici, sembrano sapere e si recano infatti sul posto. I colleghi di Bologna stanno pressando da tutte le parti per portar via quella roba il prima possibile, dicono intercettati. Pressioni che arriverebbero direttamente dalla direzione. Ti dicono, tu comunque trovami una soluzione fuori da Hera, accenna uno dei dirigenti intercettati. Il funzionario che dirige la Sotris, la controllata che per la holding smaltisce i rifiuti, dice ancora: vogliono trovare la soluzione in fretta e di nascosto in casa mia. 2 cassoni me li hanno già rifilati. Il 18 giugno del 2008 i funzionari del gruppo ERA comunicano un ritrovamento al Comune di Bologna e all'Agenzia regionale per l'ambiente, l'ARPA. La Guardia di Finanza visiona la denuncia. Nel testo si parla di uno strato omogeneo di colore azzurro intenso e fortemente maleodorante, non previsto dal piano di lavoro, ed è necessaria, si dice nel testo, una messa in sicurezza. Per la Guardia di Finanza salta all'occhio una cosa. Che cosa? La macroscopica divergenza fra la data del ritrovamento da parte di ERA, il 28 maggio del 2008, di tutta quella robaccia seppellita là sotto, e la data dichiarata nella denuncia, il 18 giugno 2008, 20 giorni e passa dopo. Ci sono 20 giorni nei quali la multi-utility ERA, diciamo, non denuncia quanto ha ritrovato la robaccia di cui parlano i dirigenti della stessa ERA, sotterrata lì sottoterra in pieno centro a Bologna.
422. Bene, allora, 28 maggio del 2008 sono gli stessi dirigenti del gruppo Hera a parlare di robaccia, l'elefante che è stato trovato là sotto. Però bisogna aspettare il 18 giugno 2008, più di 20 giorni, perché arrivi la denuncia formale da parte del gruppo Hera. Nel frattempo le telefonate in cui si dice bisogna fare a fette l'elefante, perché sennò non ce la facciamo a digerirlo, bisogna smaltire, bisogna trovare una soluzione fuori da Hera, bisogna fare alla svelta. La Guardia di Finanza nota questo: 20 giorni fra il ritrovamento della robaccia, come dicono gli stessi manager di Hera, e la denuncia effettiva. La Guardia di Finanza comunica tutti questi fatti al pubblico ministero Flavio Lazzarini, il quale segue l'indagine. La Guardia di Finanza ricorda anche il codice degli appalti. Il codice degli appalti dà 48 ore di tempo per segnalare il ritrovamento di sostanze inquinanti. Pena prevista l'arresto da 1 anno a 2 se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Ebbene, fra il 28 di maggio e il 18 giugno del 2008 passano ben più delle 48 ore. Sono passati 20 giorni, quindi a quel punto, pare di capire, siamo fuori legge, o meglio, il gruppo Hera agisce al di fuori di quello che prevede la legge, il codice degli appalti, che dà 48 ore e commina anche pene pesanti per chi non rispetta le 48 ore da quando ha trovato rifiuti pericolosi. Da 1 anno a 2 di carcere l'arresto. Il PM, il pubblico ministero, porta 2 dirigenti, un funzionario della Hera e un tecnico, davanti al giudice, li accusa di falso ideologico, ma il giudice 3 anni dopo, nel 2011, archivia il procedimento e dichiara il non luogo a procedere. Della vicenda l'opinione pubblica non saprà mai nulla, perché in questo caso non c'è alcuna fuga di notizie, né dalla procura né da altrove, e si arriva all'archiviazione dopo 3 anni. Arriviamo dunque al 14 maggio dell'anno in corso, del 2014. Cosa succede a quella data? Un costruttore ferrarese, console onorario della Polonia in Italia, Corrado Sallustro, era la voce registrata che avete sentito prima, il titolare della Cogefer, riporta a galla la questione perché deposita sulla scrivania del procuratore capo di Bologna una denuncia per frode, per truffa aggravata e per plusvalenze, cioè profitti ottenuti con la vendita di un terreno altamente inquinato da parte della Hera SPA. È lui che doveva comprare quel terreno dalla Hera e in sostanza la sua accusa è questa. Quelli là non mi hanno detto, quelli del gruppo Hera, che lì sotto c'era la robaccia di cui parlavano 6 anni prima i loro stessi dirigenti e funzionari. Cioè mi hanno venduto una cosa che io non sapevo essere inquinata, sostiene Sallustro, l'amministratore della società Cogefer. La Hera avrebbe proposto a Sallustro la vendita dei terreni di via Berti Pisciat per costruire la nuova sede direzionale della stessa multi-utility della Hera. Sallustro è amministratore delegato della Cogefer, da 30 anni costruisce caserme che poi cede in affitto ai carabinieri. Nell'estate 2011 gli viene offerto questo affare incredibilmente vantaggioso: comprare dalla multi-utility Hera un lotto di terreno su cui edificare un albergo, ma anche la nuova sede del gruppo Hera stesso. Nell'accordo, il gruppo Hera, già all'atto della vendita, fornisce una fideiussione di 39 milioni di euro, che sono essenziali per il costruttore, per l'amministratore della Cogefer, Sallustro, per ricevere i finanziamenti in banca e rientrare così di 32 milioni, che è il costo dell'operazione. Sallustro, con questa operazione, diventerebbe proprietario dell'albergo e della futura sede del gruppo Hera, che poi prenderà in affitto la sede per 12 anni. Non solo, ma il gruppo Hera si fa carico delle opere di urbanizzazione primaria e di tutte le autorizzazioni necessarie, compreso il piano di bonifica. L'operazione permette al gruppo Hera di scrivere la vendita del lotto nelle voci di attivo nel bilancio 2011, ma il lotto si trova dentro l'area di viale Berti Pisciat 2/4, la stessa area cioè delle 1500 tonnellate di robaccia, di rifiuti tossici trovati nel 2008. Sono anni che la Hera prova a vendere quest'area senza successo. Sallustro, della Cogefer, ha anche impegnato tutto il suo patrimonio in un fondo di investimento chiuso per aprire una linea di credito per rinforzare questa operazione. Il 22 agosto 2012 arriva dal Comune di Bologna il permesso di costruire, il 6 settembre il nulla osta delle Belle Arti. Le parti possono chiudere le ultime pratiche e dare seguito al rogito.
In realtà l'atto di vendita viene posticipato per 3 volte fino a marzo 2013 e intanto il costruttore cosa scopre? Che il fondo è vuoto e che ci sono gravi irregolarità. Il fondo in questione. Hera non presenta mai la fideiussione bancaria che è essenziale per l'operazione. Il costruttore Sallustro non sa cosa fare, messo alle strette cerca di vendere il business a un altro imprenditore, Franco Soldati di Udine, della Fraer SRL, ma l'accordo, che sembra andare in porto con l'ok del gruppo Hera, all'ultimo momento salta. Sallustro resta nel guano finché non si vede recapitare dei documenti. Cosa sono? Sono gli atti di indagine della Guardia di Finanza sui rifiuti tossici della sede della Hera in centro a Bologna, in viale Berti Pisciat. Una analisi della Hera stessa nel 2012 sul rischio tossicologico e cancerogeno non accettabile. Poi c'è la prescrizione della Conferenza dei Servizi di Bologna di bonifica ingente ed estesa per tutta l'area, almeno fino al 2017. A quel punto Sallustro dice: io queste cose non le sapevo, mi stavano facendo firmare una cosa molto onerosa, e si decide a denunciare civilmente e penalmente il gruppo Hera, chiedendo un risarcimento danni per quasi 53 milioni di euro. In sostanza, l'imprenditore sostiene che non sapeva di comprare terreni così contaminati da mettere in discussione lì qualsiasi tipo di progetto, perché le bonifiche costerebbero cifre ciclopiche, dice il costruttore Sallustro della Cogefer. La storia è grave anche per i cittadini comuni di Bologna. Ne viene a conoscenza il consigliere regionale della Lega Nord Bernardini, che sentimmo a suo tempo. In un'interrogazione alla regione Bernardini pose la questione, domandando: dove sono finite le 1500 tonnellate di rifiuti tossici? Sono state incenerite a Ravenna? Sono ancora in viale Berti Pisciat? C'è la contaminazione della falda acquifera? La regione non risponde, chiede altro tempo, mentre il gruppo Hera rimette nell'attivo di bilancio del 2012 l'ennesima operazione di vendita del terreno che ancora non si è conclusa. Per quanto riguarda le indagini, già qualche mese fa il gruppo Hera aveva chiarito in questi termini, dicendo che il 28 maggio del 2008, quando i dirigenti parlano della robaccia scoperta lì sotto, iniziavano i lavori di scavo per la rimozione del terreno per realizzare fondazioni per la ricostruzione dell'edificio vecchia officina. È stato rilevato uno strato omogeneo di terreno che a una successiva analisi è risultato contaminato da cianuri, classificato in maniera particolare, codice e via dicendo. La comunicazione agli enti di controllo è avvenuta senza indugio alcuno, e per la verità però la Guardia di Finanza dice il contrario. Sono passate oltre le 48 ore previste dalla legge per comunicare il ritrovamento di sostanze pericolose, sono passati 20 giorni. Hera dice invece che la comunicazione è avvenuta senza indugio, non appena pervenuto l'esito delle analisi che hanno consentito di attribuire il codice di pericolosità. Quanto ai rifiuti, il materiale contenente cianuri è stato rimosso e conferito agli impianti gestiti dalla Sotris SPA, controllata del gruppo Hera, a Ravenna, la quale società a sua volta ha provveduto al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi di circa 34 tonnellate e all'incenerimento presso l'impianto per rifiuti pericolosi delle rimanenti 10 tonnellate. Ma lì si parla di 1500 tonnellate. Dove sono finite le altre? Il quotidiano Libero, il cronista Antonio Amorosi, andava a recuperare, ha cercato anche di parlare e ha parlato con il pubblico ministero Flavio Lazzarini, che è il primo pubblico ministero al quale arrivano le indagini della Guardia di Finanza che prima abbiamo ricordato. Il pubblico ministero Lazzarini dice che non ricorda, sostanzialmente. Fare un richiamo di memoria adesso mi riesce difficile, dice testualmente il PM al cronista del quotidiano Libero. I rifiuti sono stati denunciati con ritardo. Il problema era che la denuncia doveva essere fatta subito. Non sono stati occultati, se ricordo bene, ma trattati con un po' di calcolo, dice il pubblico ministero. Dalle intercettazioni risulta che volessero bruciarli e sono rifiuti molto pericolosi. Perché la procura non ha aperto un'altra indagine, visto che tecnicamente le intercettazioni di un caso già aperto non si possono usare come prova per altri capi di imputazione? Non cambia nulla, dice il pubblico ministero al cronista di Libero. L'importante è agire col buon senso. La denuncia poi, anche se tardiva, alla fine c'è stata, però sono passati anni e non ricordo bene, dice il pubblico ministero. Non è stata data notizia di questa vicenda, nessuno ne ha mai saputo nulla.
Non ricordo, dice il pubblico ministero. In sintesi, il pubblico ministero dell'epoca non ravvisa una pericolosità tale da aprire un'altra indagine, da fare una notifica di reato. Non ricordo con esattezza, dice ancora il pubblico ministero, se non è stato fatto era nella lettura di quello che fino a quel momento emergeva. In ogni caso, dopo 3 anni, il giudice, nel 2011, archivia e dichiara il non luogo a procedere, salvo adesso riaprire la questione in virtù del servizio che Report ha mandato in onda. Nella seconda parte poi Report si è occupato delle nomine all'interno del Consiglio di amministrazione di Hera, nomine tutte dettate dalla politica, dall'appartenenza politica, in questo caso al partito dominante della zona, al Partito Democratico. Eccoci qua, allora stiamo parlando di una delle più grandi municipalizzate del paese, Hera, che ha i suoi uffici su un'area pericolosamente inquinata e con la bonifica la sta tirando per le lunghe. Allora, prima di andare a vedere chi sono i manager e come, con quali criteri vengono scelti, vediamo chi sono i partner commerciali, per esempio sul fronte dei rifiuti radioattivi. Hera gestisce discariche e inceneritori e può essere che arriva un camion con delle sostanze contaminate che poi finiscono in mezzo a tutto il resto. Per evitare questo, all'ingresso c'è qualcuno che fa rigorosi monitoraggi. Chi è? È la Protex di Forlì. Di chi è la Protex? La Protex Italia è una delle poche società autorizzate a ritirare rifiuti radioattivi e lavora quasi esclusivamente con committenti pubblici. In Sardegna, per esempio, o a Roma e Genova, Protex ha contratti con ASL e ospedali e preleva i rifiuti radioattivi che poi trasferisce nel suo magazzino di Forlì, dove vengono conservati per anni. Ma di chi è la Protex? Questo edificio, dove noi siamo, e anche il vostro deposito, sono di proprietà di una società che di fatto è schermata dalla Banca di San Marino. È un immobiliare? Non lo so, non lo so dire, sinceramente non lo so rispondere perché non mi occupo di queste cose. Per cui. A parlare è il direttore generale della stessa Protex Italia. Il cronista le chiede: ma lei è il direttore generale, lo sa chi sono gli azionisti? No, non lo so. Non lo so. San Marino. Cioè lei, direttore generale, non mi sa dire chi sono i proprietari degli immobili dove lavorate? Secondo me un leasing, in questo momento un leasing. Dagli immobili alla società la situazione non cambia. Socio di maggioranza di Protex Italia è la Laboratori Protex. Si finisce di nuovo a San Marino, in questo edificio poco dopo il confine. Il mistero rimane, perché uno dei principali soci della Laboratori Protex è la Sofir, una fiduciaria. La Sofir fiduciaria ha il 30% delle quote della società Laboratori Protex ed è una fiduciaria di Bologna. Non so cosa sia. La domanda... Non so cosa sia, dice la direttore generale della stessa azienda. La domanda non è superflua, poiché i soci che si nascondono dietro Sofir gestiscono un deposito nucleare in cui sono stoccati oltre 2000 metri cubi di scorie radioattive. A indagare nel 2012 su Sofir fiduciaria sono gli ispettori antiriciclaggio di Banca d'Italia. Sofir avrebbe commesso irregolarità nella gestione di centinaia di milioni di euro provenienti da San Marino. Secondo gli inquirenti, la Sofir nasconde i segreti di mezza Emilia-Romagna, con almeno 500 aziende intestate, come quella di Nicola Femia, affari nei videopoker, considerato narcotrafficante legato all''ndrangheta. Ma tornando alla Protex, insieme alla Sofir ci sono altri nomi. Volevo sapere, insomma, da lei se mi confermava la situazione che io ho visto, cioè tra i soci c'è con un 7,84% Vittorio Prodi, l'ex presidente della provincia e attuale, ed ex eurodeputato del Quella è la PD. vigenza che lei ha, ovviamente. E corrisponderebbe sulla camerale italiana. Presidente della provincia di Bologna dal 1995 al 2004, Vittorio Prodi, fratello di Romano, è stato poi eletto al Parlamento europeo, dove è rimasto fino ad aprile scorso. Eppure, nella dichiarazione che i deputati europei sono obbligati a compilare, non ha mai denunciato il possesso di quote della Protex di San Marino. Pronto? Sì. Sono Prodi, buongiorno. Buongiorno. Per me era assolutamente irrilevante, ecco, non c'era nessuna possibilità che io potessi in qualche modo che la mia questa partecipazione condizionasse il mio operato a livello di Parlamento.
A parlare qui è Vittorio Prodi, raggiunto da Report, il fratello di Romano Prodi, che ha questa quota della società Sofir che controlla a sua volta la Protex, che fa affari anche con la Hera, da cui siamo partiti, che è tenuto, secondo il modulo che i parlamentari europei hanno e devono dichiarare, cioè un modulo di trasparenza naturalmente, dichiarare le loro quote societarie, partecipazioni, redditi eccetera. Lui non l'ha fatto, la sua quota in questa società di San Marino, ed è un'altra delle occasioni in cui il nome Prodi viene associato a San Marino. Romano Prodi nell'inchiesta Why Not, che è finita come è finita, per un motivo molto semplice, perché l'hanno spezzettata in 18.000 rivoli, e dall'altra parte abbiamo Vittorio Prodi che formalmente, ma senza dichiararlo nel modulo come parlamentare europeo, ha una quota di questa società, sede a San Marino, che però controlla una società che opera in Italia, la Protex, con amministrazioni pubbliche, SL ospedali, e con il gruppo Hera di Bologna, la stanza di compensazione dei veri poteri, come dice oggi il Sole 24 Ore, da cui siamo partiti. Questo è Vittorio Prodi, il fratello di Romano Prodi. Non è secondo lei un conflitto di interessi il fatto di essere da un lato, tramite il suo ruolo istituzionale di presidente della provincia, socio di Hera e al tempo stesso socio di una società, cioè la Protex Italia, che da Hera prende dei lavori, degli appalti? La domanda mi sembra molto corretta, perché Vittorio Prodi è stato presidente della provincia che è socia del gruppo Hera e nel contempo è titolare del 7,6% del pacchetto azionario della Sofir, che a sua volta controlla la Protex, che lavora con il gruppo Hera. Non c'è conflitto di interessi, domanda giustamente il cronista, visto che lei è stato presidente della provincia che è azionista del gruppo Hera. Mi guardavo bene quando si trattava di discutere della politica di Hera, di fare cose in quel senso lì, ecco, per cui non c'è stato mai nessun né potenziale né attuale conflitto di interessi. Tra l'azionariato della Laboratori Protex di San Marino, insieme a lei, c'è la Sofir fiduciaria. Mi può dire per conto di chi questa fiduciaria detiene quelle quote, quel 30% di quote? Non lo so. Non lo so. Allora, io, Vittorio Prodi, sono azionista di una società a San Marino che controlla una società operativa in Italia e attiva in un settore piuttosto delicato e in rapporti con la principale della multi-utility della mia zona dove mio fratello opera, è stato presidente del consiglio, siamo i Prodi, ho il 7,6% e non so chi ha la maggioranza della società a San Marino in cui io sono socio col 7,6%. Non lo so. Sa? Non lo so. Ricapitolando, nella gestione dei rifiuti radioattivi Hera è partner di Protex Italia, controllata dalla Protex di San Marino. Dentro Protex c'è Vittorio Prodi e c'è la Sofir, che essendo una fiduciaria non si sa chi è il proprietario. Ma come vengono scelti i manager che gestiscono la seconda municipalizzata d'Italia? Si cercano le migliori competenze perché crediamo che questo sia. Qui parla Daniele Manca, sindaco di Imola, naturalmente Partito Democratico. Come si fa a fare le nomine? Chi nominano i comuni dentro il gruppo Hera? Naturalmente si cercano le competenze, eccetera, eccetera. Sentiamo. È un progetto straordinario ed importante, si cercano persone di qualità che hanno un'esperienza e una conoscenza nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica. Infatti ci sono curriculum, prevede proprio la presentazione e la pubblicazione dei curriculum, la premessa per poter definire le nomine. I curricula dei candidati si possono leggere sul sito di Hera. Partiamo dal primo, il consigliere Danilo Manfredi, 6 righe, compresa la data di nascita. Ad averne proposto la nomina è il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci. Lei il curriculum di Danilo Manfredi, prima di proporlo al CDA, l'ha letto, l'ha visto? Sì, certo. Non c'è nulla che farebbe pensare che sia in grado di gestire una multi-utility dell'energia e dei rifiuti, no? Lei ha perfettamente ragione, il curriculum è un po' scarno. Devo dire che io, anche nella scelta di altre figure di questo tipo, prima della competenza, che naturalmente è indispensabile, no? Scelgo persone che abbiano il talento, cioè le capacità e la passione per fare quell'incarico. Quindi, non so se l'ho detto, lui è stato anche segretario del Partito Democratico. Danilo Manfredi ha fatto prima il consigliere e poi il segretario comunale. A fine 2013 si candida per diventare segretario provinciale del Partito Democratico, sempre a Ravenna, ma non viene eletto. Pochi mesi dopo arriva la nomina nel CDA di Hera. Lei non è stato eletto, diciamo. Sì.
qualche mese dopo il sindaco di Ravenna l'ha nominato, insomma ha caldeggiato la sua nomina al CDA. Non vedo, cioè, posso capire che possa far sorgere qualche dubbio, qualche sospetto, però il nesso francamente non c'è. L'attività politica dovrebbe essere vista come un merito. Il primo criterio è quello dell'appartenenza partitica e non si può andare avanti con i criteri dell'appartenenza partitica. Ex consigliere comunale di Modena, Eugenia Rossi, che parla in questo caso. Cioè i consiglieri vengono scelti in base al fatto che sono legati al partito? Sì, sono tutti legati al partito. Mi lamentai spesso anche in consiglio comunale dicendo che in fondo quella era anche una scappatoia per i politici trombati. Mi scusi l'espressione, ma abbiamo anche visto posizioni di questo genere. L'attività politica è un merito anche per Forte Clò, consigliere di Era fresco di nomina, insegnante alle scuole elementari fino al 2009, oggi in pensione. È stato assessore alla provincia di Bologna, poi vicepresidente dell'Unione delle Province Italiane, infine a Bruxelles nel Consiglio delle Regioni d'Europa. A luglio scorso è entrata nel CDA di Era anche Giorgia Gagliardi. Ex consigliere provinciale di Ravenna per il PD, ha lavorato finora presso la cooperativa Muratori e Cementisti. La sua candidatura arriva anche dal sindaco di Cesena, Paolo Lucchi. E sulla base di quali competenze, per esempio, avete deciso di proporre Giorgia Gagliardi nel CDA di Era? Lei mi fa la domanda perché ha letto il curriculum di Giorgia Gagliardi, è un curriculum di una persona assolutamente qualificata, è un avvocato molto bravo e quindi... La consigliera Gagliardi in realtà non è avvocato, ha una laurea in cooperazione e sviluppo locale e internazionale. Dia un po' di possibilità a Giorgia di lavorare e poi lo vediamo assieme. Non esprima giudizi senza neppure conoscere le persone, senza neppure averle viste all'opera. Non sempre chi ha il curriculum migliore riesce a fare le cose alla perfezione, no? Su 11, 3 finora che abbiamo visto, di fatto le competenze principali consistono nel fatto di essere stati amministratori o dirigenti del Partito Democratico. E qui siamo tornati al sindaco di Imola, Manca. Io su questo continuo a considerare che è una sua opinione. Qui parliamo di un'esperienza diversa dalla politica, qui non c'entra niente la politica. Il sindaco di Imola ha voluto nel CDA di Era Stefano Manara, presidente della municipalizzata di Imola. È stato presidente di Imola Gru e della SCR, impegnata in servizi di fotocopiatura, e ha lavorato per la Beni Comuni SRL, che amministra condomini e gestisce beni immobili. Che c'entra la gestione di Gru, costruzione di edifici, servizi di fotocopiatura con ciò che fa Era? Cioè con... Sempre lo stesso ragionamento. Quando vogliamo cambiare dei ministri si prova, si innova, si cambia, si cercano professionalità e profili, così si migliora e si rende diverso il paese. Oggi Era SpA... La frase è bella, così si migliora e si rende diverso il paese, cioè mettendo i propri manutengoli al consiglio di amministrazione di una società che gestisce servizi pubblici molto importanti come il gruppo Era. Naturalmente non è che non avvenga sotto altri colori, però è interessante. Ogni tanto poi le finestre bisogna aprirle per far entrare un po' d'aria o no, perché altrimenti si stratifica tutta quella roba qua. E i sindaci che avete sentito parlare, secondo me, hanno anche una sicumera, una tranquillità, diciamo, nel dire le cose, che è quello sì il simbolo del fatto che questo potere non è consolidato. Di più, è proprio incistato e si considera inamovibile e irremovibile. Le elezioni di domenica vengono considerate del tutto inutili da questa gente qua, perché non gli interessa niente, il voto popolare lo danno già per intascato. È naturale che loro gestiscano le cose così. Da questo servizio, diciamo, fa capire benissimo che le finestre, appunto, ogni tanto bisogna aprirle per far cambiare un po' l'aria. Direttamente o indirettamente controlla una cinquantina di società, cioè 50 consigli di amministrazione, 50 presidenti, 50 collegi sindacali, cioè circa 250-260 persone nominate senza alcuna procedura pubblicistica, con una scelta fatta da questo sistema dei partiti che lottizza direttamente o indirettamente le nomine di queste società. Gli amministratori di queste società quotate guadagnano molto.
sono le società che sono sotto il cappello del gruppo Hera. Questa è l'altra parte del servizio. Naturalmente potete rivedervi tutta la trasmissione sul sito report.rai.it, credo ne valga la pena. E in ogni caso, appunto, non per fare propaganda elettorale da 4 soldi, però visto che si vota in Emilia Romagna e molti fanno finta che non si voti domenica prossima, a prescindere dal fatto che voto X, Y o Z, però ogni tanto, principio generale, cambiare l'aria non fa male. E il documento di Report a me, sinceramente come cittadino comune, dice fondamentalmente quello, cioè mi dice che quando tu permani troppo tempo nella gestione del potere dei soldoni, perché Hera, abbiamo letto i numeri prima e sappiamo cosa vuol dire, è uno dei tasselli fondamentali della gestione del potere molto molto concreto e anche degli interessi economici in quel di Bologna, Emilia Romagna e non solo. Quando rimani troppo tempo nelle stanze del potere e dei soldoni, forse è opportuno a un certo punto cambiare aria, aprire le finestre e far fare un giro a quelli che sedevano lì dentro, spostarli altrove, far entrare qualcun altro, che non è che sia il non plus ultra magari, però almeno si cambia per un po', perché altrimenti dopo decenni di incistamento nel potere e nei soldoni hai anche la straordinaria sicumera di dire che tutto è normale. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Papà, fai una magia